bhakti nastiki. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Hare Hare, Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasti Bhagavatiranyata. Озвучение. Раз. Шабда. Классно. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, capitolo 4, verso 10. Srimad Bhagavad Gita, Четвърто поглавлje stih 10. Ponovit ćemo jučerašnji stih, ripetiamo il verso di ieri. Janma karma cha me divyam evam yo vetitat pataha tyaktva deham punarjanma naiti mameti sojjuna. Colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione e delle mie attività, o Arjuna, non dovrà più nascere in questo mondo materiale quando avrà lasciato il corpo, ma raggiungerà la mia eterna dimora. Onaj tko poznaje transcendentalnu prirodu moje pojave i mojih djelatnosti, po napuštanju tijela više se ne rađa u materijalnom svijetu, već dostiže moje vječno prebivalište, o Arjuna. Verso 10. Vita raga vaya krodha manmaya mamupashita bhavo vyanatapasa uttamad bhavam agataha. Liberi dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, pienamente assorti in me e cercando rifugio in me, numerosi furono coloro che nel passato si purificarono imparando a conoscermi, e tutti svilupparono così un amore transcendentale per la mia persona. Oslobođeni vezanosti, straha i srdžbe, potpuno svjesni mene, uzimajući utočište u mene, mnogi su se u prošlosti pročistili znanjem o meni i tako dostigli transcendentalnu ljubav prema meni. Spiegazione. È molto difficile per chi è troppo attaccato alla materia capire la natura personale della verità suprema e assoluta. Generalmente chi è troppo attaccato al corpo è così preso dal materialismo
che gli è quasi impossibile capire come il Supremo possa essere una persona. Tale materialista non può neppure immaginare l'esistenza di un corpo trascendentale e immortale, fatto di conoscenza e felicità eterna. A livello materiale ogni corpo è mortale, pieno di ignoranza e sofferenza. Perciò la gente mantiene quest'idea anche quando si parla della forma personale del Signore. Questi materialisti credono che la manifestazione cosmica sia la forma suprema. Secondo loro, dunque, l'assoluto è impersonale. Poiché hanno la mente troppo presa dai pensieri materiali, li spaventa l'idea di possedere un'individualità propria anche dopo la liberazione dalla materia. Smisao. Kao što je već bilo opisano, osoba koja je previše sklona materijalnom životu teško može shvatiti osobnu prirodu vrhovne apsolutne istine. Ljudi vezani za tjelesno shvaćanje života obično su toliko obuzeti materializmom da je za njih gotovo nemoguće shvatiti kako svevišnji može biti osoba. Takvi materialisti ne mogu čak ni zamisliti da postoji transcendentalno tijelo, neuništivo, puno znanja i vječno blaženo. Prema materialističkom shvaćanju tijelo je uništivo, puno neznanja i bijede. Zato ljudi kad čuju za Gospodinov osobni oblik imaju istu tjelesnu predodžbu. Takvi materialistički ljudi smatraju golemu materijalnu manifestaciju vrhovnim oblikom. Zato misle da svevišnji nije osoba. Budući da su previše preobuzeti materijalnim životom, zamisao o zadržavanju osobnosti nakon oslobođenja od materije budi u njima strah. L'idea di essere ancora degli individui nel mondo spirituale li pone di fronte a una prospettiva così sconvolgente che preferiscono identificarsi col vuoto impersonale. Secondo le teorie impersonaliste, gli esseri viventi sono come tante bolle che si fondono nell'oceano. Questa identificazione col vuoto impersonale è lo stadio più alto che si possa raggiungere quando si nega la propria individualità eterna. Ma questa è una condizione spregevole, perché si è privi della conoscenza sulla vera vita spirituale. Kad saznaju da je duhovni život individualan i osoban, plaše se da ponovo ne postanu osobe i tako prirodno više volu neku vrstu stapanja s neosobnom prazninom. Obično uspoređuju živa bića s mjehurićima u oceanu koji stapaju s oceanom. To je najviše savršenstvo duhovnog postojanja koje se može dostići bez osobnosti. Lišeno savršenog znanja o duhovnom postojanju, takvo je stanje života zastrašujuće. Pored njih ima mnogo osoba koje uopće ne mogu shvatiti duhovno postojanje. Ci sono le tradizioni religiose che affermano che Dio non abbia la forma. Postoje religiozne tradicije u kojima se tvrdi da Bog nema, da je neosoban. E qui Srila Prabhupada ha dato una spiegazione perché non possono concepire che Dio, Krishna, abbia una forma. Ovdje je Prabhupada objašnjenje zašto ljudi ne mogu pojmiti da Bog može biti osoba. Perché talmente assorti nel materialismo, su toliko obuzeti materia e materialismo, che non possono concepire che Dio forse abbia una forma, perché per loro forma vuol dire la materia. Toliko su obuzeti materializam, da ne mogu pojmiti da Bog može imati oblik. Jer za njih oblik znači materija.
talmente assorti nella materia, nell'egoismo di godere, sempre godere con i sensi, sono bloccati, non hanno la possibilità di concepire che a livello spirituale esista l'individualità. Toliko buzeti, egoizmom, osjeti ne uživanje, da su blokirani, ne mogu pojmiti da postoji osoba na transcendentnoj razini. Oslobođena egoizmom. Che possa esistere la persona libera dall'egoismo, completamente trascendentale. Cioè le persone che sono talmente materialisti non possono concepire la personalità di Dio. Znači osobe koje su toliko materialisti ne mogu shvatiti da Krishna može biti da Bog u osobi. A volte vediamo certe persone molto religiose, non sono tante, ma esistono. Neki puta vidimo osobe koje su jako religiozne, ne mi baš previše, ali ima ih. Ma stesso tempo mantengono che Dio non ha vera forma, non è possibile. A isto vrijeme tvrde da Bog nema osobu, nije moguće. Religioso vuol dire seguire i principi religiosi. Religiozan znači, kad je neko religiozan, znači da slijedi religiozan načela. Un uomo può essere religioso, ma non vuol dire che non è materialista. Osoba može biti religiozna, a ne mora znači da nije materialista. Uno può godere materialmente senza commettere i peccati grossolani. Neko može biti, može uživati materijalno, a da ne čini griješno djelo, barem ne gruba. E gradualmente si purifica, e postupno si procisce. Se uno segue veramente i principi religiosi, non commette violenza, è vegetariano, non si intossica, non fa il sesso lecito, non fa il gioco d'azzardo. Queste sono le basi della religiosità. Ako neko nije nasilan, vegetarianac je, ne uzima opojna sredstva, nema varlašna seksualne odnose i ne kocka se. Ako slijedi ta temeljna religiozna načela, on će se postupno počistiti. E non basta essere vegetariano, non violente, non solo verso gli animali, verso l'uomo anche, in primo luogo verso l'uomo. Ne je dostojno biti samo vegetarianac, ne nasilan, prema čovjeku isto, u prvom planu čovjek treba biti. C'erano nella storia vegetariani molto violenti anche, che hanno fatto le grandi guerre. In povesti posti vegetarianci koji su bili jako nasilni, velike ratove su vodili. Se uno non violente segue i principi religiosi, gradualmente si purifica e un giorno potrà capire che Dio è personale. Postupno ćemo ci razumjeti da je Bog osoba. Quando dicono che Dio è amore, anche quelli che affermano che Dio è impersonale dicono che Dio è amore. Čak i oni koji tvrde da je Bog neosoban kažu da je Bog ljubav. Ma da dove viene l'amore? Otkud dolazi ljubav? L'amore viene dalla persona, una coscienza. Ljubav dolazi od osobe, svjesne osobe. Come l'amore può venire da qualche cosa
impersonale. Kako ljubav može doći nečeg neosobno. Un oggetto, per esempio, o spazio, possiamo dire che è impersonale. Come può amarti? Come puoi amarlo? Predmet, neživi ili prostor, možeš reći da je neosoban. Kako možeš imati ljubav? Otkud dolazi ljubav? Od žive osobe. L'amore viene da una persona vivente. Quando uno è vivo vuol dire che c'è una persona dietro. Kad je netko živ, znači da je osoba iza. La persona può muoversi. Osoba se može kretati. Può comunicare. Osoba može comunicirati. Vuol dire che c'è una forma, che sia piccola, che sia grande, a volte anche invisibile, ma c'è una forma perché sono piccole forme di vita che puoi vederle solo con un microscopo. Forme života su mali, da ih možeš vidjeti samo sa mikroskopom, ali su osobe koje imaju oblik. Perciò la teoria che Dio non abbia forma non tiene. La teorija po kojoj Bog nije osoba ne drži. Nije logično. Allora, il fatto perché non possono capire che Dio abbia una forma, perché sono troppo materialisti, troppo assorti nella gratificazione dei sensi. Zašto ne mogu shvatiti? Jer su previše obuzeti materializmom, previše obuzeti osjetilnom životom. Questo li blocca, to ih uspriječava pojmiti da je Bog osoba. Questo li blocca a concepire che Dio è una persona. Ci sono gli uomini del tutto incapaci perfino di concepire l'idea di un'esistenza spirituale, irritati e nauseati dalla marea di teorie speculative contraddittorie. Essi concludono stupidamente che non esiste una causa suprema, che in realtà tutto è niente. Ma tutti soffrono dello stesso male, illusione materiale. Alcuni troppo materialisti non si preoccupano affatto della vita spirituale. Altri vogliono perdere l'individualità fondendosi nella suprema causa spirituale. Altri ancora, disperati e irritati dalle tante elucubrazioni sulla verità assoluta, non credono più a niente e si rifugiano nella droga, scambiando talvolta le loro allucinazioni per visioni divine. Kad im se smuče razne teorije i proturječnosti raznih vrsta filozofskih spekulacija, postaju zagađeni ili ljuti te budalasto zaključuju da nema vrhovnog uzroka i da je sve u biti praznina. Takvi se ljudi nalaze u bolesnom stanju života. Neki su ljudi previše materijalno vezani i zato ne obraćaju pozornost na duhovni život. Neki se žele stopiti s vrhovnim duhovnim uzrokom, a neki ne vjeruju ni u šta, jer su zbog beznađa ljuti na sve vrste duhovne spekulacije. Ta posljednja vrsta ljudi uzima utočište u opojnim sredstvima i svoje bolesne halucinacije ponekad prihvaća kao duhovne vizije. La mancanza di interesse per la spiritualità, la paura di avere un'individualità eterna e l'idea del vuoto che nasce dalle frustrazioni della vita materiale sono le tre forme di attaccamento a cui si deve sfuggire. Čovjek se mora osloboditi svih triju stanja vezanosti za materijalni svijet, zanemarivanja duhovnog života, straha od osobnog duhovnog identiteta i shvaćanja o praznini koja potiče od razočaranja u životu. Sono questi tre tipi di attaccamento. Znači postoje tri forme vezanosti. Mancanza di interesse per la spiritualità, znači pomanjkanje interesa za duhovnost, la paura di avere un'individualità eterna, znači strah od toga
da postoji individualnost, osobnost vječna, è l'idea del vuoto che nasce dalla frustrazione della vita materiale. I sama poimanje praznine koja dolazi od frustracije materijalnog života. Il manco di interesse per la spirituale è quando uno è troppo attaccato al godimento sensoriale di questo mondo. Znači, pomanjkanje interesa za duhovnost je previše vezanosti za osjetinu uživanja. Paura di avere un'individualità eterna, strah da se ima da su vječne osobe, proviene anche da questa illusione. Isto dolazi od iluzije, perché dovuto all'esperienza materiale che ci procura sempre sofferenza, anche se c'è godimento, c'è alla fine anche sofferenza sempre. Zbog iskustva što u ovom svijetu svako uživanje nosi za sobom kao posljedicu frustraciju, prije ili kasnije. Perciò concludono che personalità vuol dire sofferenza. Znači zaključak takvih osoba je osobnost nosi patnju. Perciò non voglio supprimere la personalità. Preferiraju prihvatiti koncept neosobnosti jer ne mogu pojmiti da postoji duhovni svijet u kojem osoba nije frustrirana. Da može se održati osobnost bez da se bude frustrirana. Non possono capire che la persona può vivere senza frustrazione. Non possono concepire che esiste una vita spirituale senza frustrazione. Questo concetto della personalità non vogliono, perché la persona vuol dire sofferenza. Finché c'è il corpo, c'è la sofferenza. Dok god postoji tijelo, postoji patnja. To je činjenica, è un fatto. Ma esiste una realtà spirituale dove non c'è corpo materiale. Allora non c'è sofferenza, ma c'è un corpo spirituale, dove postoji stvarnost duhovna, gdje nema materijalno tijelo, nema patnje, ima duhovno tijelo. Ma per questo da soli non possono arrivare a questa conclusione. Sami ne mogu doći do tog zaključka. Perché la realtà che sperimentano è sempre questa, materiale e sofferenza. Jer stvarnost koju se doživljuje u materijalno i patnju isto. Quando entrano in contatto con i spiritualisti, i devoti del Signore, kada dođu u dodir sa spiritualistima, bhaktama Gospodina, allora possono gradualmente concepire che esiste una vita dove non c'è sofferenza. Onda mogu malo po malo početi shvaćati da postoji život bez patnje. Quando uno si sottrae all'egoismo, kad se oslobodi egoizmu, si libera dalla sofferenza, oslobodi se patnje. Questa è la formula. Finché uno c'è il corpo, ovvio che deve soffrire. Dok postoji tijelo, bit će i patnje. Ma questa sofferenza proviene dall'egoismo, non il fatto che uno c'ha un corpo. Ali patnja dolazi od egoizma.
ne od činjenice da imamo tijelo. U essere vivente c'è sempre un corpo. Živo biće uvijek ima tijelo, bilo materino, bilo duhovno. C'è sempre un corpo, che sia spirituale e materiale. Ma la sofferenza non viene dal fatto di avere un corpo. Patnja ne dolazi od činjenice da se ima tijelo. Patnja dolazi od egoizma. La sofferenza, la vera fonte di sofferenza proviene dall'egoismo. Perché l'egoismo vuol dire che noi ci tagliamo del flusso divino. Znači da se odsjećemo od božanskog toka. Il flusso, il concetto dell'eternità, della conoscenza e della felicità, se non ci tagliamo da questo flusso, soffriamo. Ako se odcijepimo od tog božanskog toka, vječnosti, znanja i sreće i blaženstva, normalno da ćemo patiti. È normale di soffrire. Se non riusciamo a concepire eternità, perché pensiamo che tutto, sperimentiamo tutto è temporaneo, se non ci abbiamo la conoscenza e se non ci abbiamo un rapporto amorevole col Signore, non c'è la gioia trascendentale. Znači, sve poimamo ovdje da je privremeno. Znači, ne može se dokučiti pojma vječnosti. Nemamo znanja i nismo u dodiru sa Gospodinom. Kroz ljubavni odnos, posvećene predanosti, nema pravog sreće i zadovoljstva. Znači patnja, vuol dire la sofferenza. Ma se riusciamo a liberarsi dall'egoismo, ali ako uspijemo osloboditi se egoizma, tutti i tipi di sofferenza se ne vanno, gradualmente. Sve vrste patnje odlaze postupno. Quando sole sorge, il mattino, avete visto il mattino? C'è buio, c'è Mangalarati, buio. Dopo la luce si vede qualche cosa. Si spegne le luci, buio. Ujutro, Mangalarati, mrak. Samo zahvaljujući električne svjetlosti ima malo svjetla. Ponovno se ugasi, mrak. Poi gradualmente, come il sole sorge, luce appare. Tutto diventa chiaro. Kako sunce izlazi, postupno sve postaje ubasseno. E come sole si alza ancora di più, c'è anche calore che viene. E kako se sunce diže sve više, toplina dolazi. Così, quando uno entra in contatto col Signore attraverso il servizio devozionale, cantando il Santo Nome, ascoltando i suoi insegnamenti, i suoi glorie, i suoi divertimenti, praticando il servizio devozionale, gradualmente uno può percepire l'eternità, conoscenza acquista e la felicità. Tako bhakta, kako prakticira posvećenu predanost, pjevanjem, mantranjem, slušanjem, naučavanjem, slava Gospodina, njegovih zabava, službom posvećene predanosti, postupno pojam vječnosti postaje dostupan, znanje i sreća. Automaticamente tutto si percepisce. Quando siamo concentrati sul servizio devozionale, quando vogliamo servire, non pensiamo al nostro ego, falso ego, io e mio.
kad imamo stav služenja, kada hoćemo služiti Gospodina, taj stav ja i moje polako nestaje. Gradualmente svanisce io e mio. Misliti na svoj lažni ego. Perché mia personalità è quale mia vera personalità? Koja je moja prava osobnost? Krishna Chaitanya lo definisce nel Chaitanya Charitamrita, troviamo questo. Krishna Chaitanya definirò il Chaitanya Charitamrita. Jivera Swarupa Hoy, Krishna Nikyadas. La natura della jiva, dell'essere vivente, l'eterno servitore del Signore. Questo è il vero ego spirituale, non ego egoistico di questo mondo. La vera personalità. Pravo osobnost je vječni sluga Krishne. To je pravi ego, duhovni, ne materijalni ego. Perciò quando io penso alla mia vera natura, che sono servitore del Signore, un servizio amorevole, kada mislim na moju službu ljubavi, non un servizio che è costretto, che uno fa per forza, ne službu koju neko te sili, niko ne sili. Služba ljubavi è dragovoljna. E quando sono concentrato con questo tipo di servizio, di canto, di atteggiamento, allora l'egoismo se ne va. Kad na taj način razmišljam, djelujem, egoizam odlazi. E come l'egoismo se ne va, la sofferenza anche. Kako egoizam odlazi, patnja odlazi isto. L'unica fonte della sofferenza è l'egoismo. Jedini izvor patnje je egoizam. E tutti i problemi provengono da questo. I svi problemi provengono da toga. Iz toga. Perciò se uno è fortunato e riesce a capire, accettare che sia un servitore eterno del Signore, ako neko sretna duša da može shvatiti, pojmiti da je vječni sluga Krishne, Gospodina, e comincia a agire con questo principio, con questo atteggiamento, e ako djeluje u tom stavu, u tom duhu, automaticamente la sofferenza se ne andrà. Automatski će patnja otići. Tutti i tipi di sofferenze, di frustrazioni, di attaccamenti se ne vanno. Sve vrste frustracija, vezanosti nestaju. Per liberarsi di queste tre concezioni materiali, da queste tre concezioni materiali di vita, si deve prendere completo rifugio nel Signore, seguendo un maestro spirituale autentico e rispettando i principi regolatori della vita devozionale. Questa vita devozionale ci condurrà infine allo stadio di bhava, il trascendentale amore per Dio. Da bi se oslobodili tih triju stanja materijalnog shvaćanja života, mora potpuno uzeti utočište Gospodina pod vodstvom vjerodostojna duhovnog učitelja i slijediti pravila i propisana načela života predanosti. Posljednji stadij života predanosti naziva se bhava ili transcendentalna ljubav prema Bogu. Così si esprime il Bhakti Rasamrita Sindhu, che contiene la scienza della devozione. Adho Shrada Tata Sadhu Sango Bhajana Kriya Tato Narta Nivriti Syat Tato Nishta Ruchis Tataha Atha Saktis Tato Bhavas Tata Prema Vyudanchati Sadhakanam Ayam Premna Pradurbhave Bhavet Kramaha. Bisogna innanzitutto avere un forte desiderio per la realizzazione spirituale. Questo ci spingerà a cercare la compagnia di persone spiritualmente elevate.
Occorre poi ricevere l'iniziazione da un maestro spirituale qualificato e sotto la sua guida impegnarsi nel servizio di devozione. E seguendo il servizio di devozione sotto la guida del maestro spirituale diventiamo liberi da ogni attaccamento materiale. Rafforziamo il nostro progresso nella realizzazione spirituale e accresciamo il nostro piacere nel sentir parlare di Sri Krishna, la persona assoluta. Di qui nasce un attaccamento profondo per la coscienza di Krishna, che maturerà in bhava, il primo grado del trascendentale amore per Dio, poi in prema, la più alta perfezione della vita. A livello di prema si servirà il Signore con costanza e amore infinito, seguendo così il graduale processo del servizio di devozione sotto la guida di un maestro spirituale autentico, possiamo giungere alla più alta spiritualità, liberi da ogni attaccamento a beni materiali, liberi dalla paura dell'eterna individualità dell'anima e liberi dalle frustrazioni generate dalla filosofia del vuoto. Solo allora si potrà raggiungere la dimora del Signore Supremo. Prema Bhakti Rasamrita Sindhu, nauku o predanom služenju, Adau Šrada Tata Sadhu Sangu ta Bhajana Kriya, tato Narta Nivriti Syat, tato Nishta Ruchi Tataha. Atha Sakti Stato Bhava Stata Prema Vyudonchati Sadakan Ayam Prema Pradubhave Bhavet Kramaha. Na početku osoba mora željeti dostići samospoznaju. To će je dovesti do stadija u kojem se pokušava družiti s duhovno naprednim osobama. U sljedećem stadiju prihvaća inicijaciju od uzvišenog duhovnog učitelja. Tako pod njegovim vodstvom bakta početnik započinje proces predanog služenja. Predano služeći po uputama duhovnog učitelja oslobađa se sve materijalne vezanosti, dostiže postojanost u samospoznaji i stječe ukus za slušanje o apsolutnoj božanskoj osobi Šri Krišni. Taj ga ukus vodi do vezanosti za svjesnost Krišne, koja sazreva u bhavi, početnom stadiju transcendentalne ljubavi prema Bogu. Prava ljubav prema Bogu naziva se prema, najviši savršen stadij života. U stadiju preme bakta neprestano transcendentalno služi Gospodina s ljubavlju. Tako postupnim procesom predanog služenja pod vodstvom vjerodostojna duhovnog učitelja može dostići najvišu razinu, oslobodivši se sve materijalne vezanosti, straha od vlastite duhovne osobnosti i razočaranja koje vodi do filozofije ništavila. Tako na kraju može dostići carstvo Svevišnjeg Gospodina. Qui il processo dell'avanzamento spirituale, il processo della vita spirituale descritta. Ovdje je proces duhovne napretka opisano. Se uno non ha un forte desiderio per la realizzazione spirituale, non avrà l'entusiasmo, non avrà l'opportunità di associarsi con i devoti del Signore, con le persone elevate spiritualmente. Ako čovjek nema jaku želju za duhovnom spoznajom, neće imati entuzijazam, neće imati prilike družiti se sa baktama Gospodine, sa onima koji su duhovno napredni. Perciò se c'è questo desiderio, di una maniera o l'altra l'opportunità si presenterà di associarsi con le persone elevate spiritualmente. Znači, ako ima jaku želju, na neki način prilika će se dati čovjeku da se druži sa naprednim osobama, sa baktama naprednim. Poi
passo seguente è la guida, essere iniziato da maestro spirituale autentico. Sljedeći korak koji je nužan, prihvatiti duhovnog učitelja, potrebno je vodstvo. È necessaria la benedizione del maestro spirituale, la guida, le istruzioni. Nužna je poduka, vodstvo. E sotto la guida del maestro spirituale, devoto pratica la devozione. I pod vodstvom duhovnog učitelja, bhakta praticira, posjeća devozione. E gradualmente devoto si libera dagli attaccamenti materiali i postupno se bhakta oslobodi materijalnih vezanosti. E come si libera dagli attaccamenti materiali, così il desiderio di ascoltare le glorie del Signore, i divertimenti di Signore, crescono. I tako kako se vezanost materijalna smanjuje, nestaje, tako želja za slušanje slava Gospodina, njegovih zabava raste. Questo è il processo. Se non c'è la purificazione, non c'è neanche un grande interesse di ascoltare, di essere attento, di voler dedicare nostra vita a ascoltare sue glorie, cantare sue glorie, cantare il suo santo nome, servirlo. Ako nema pročišćenja, nema ni tog nužnog poleta, želje da se sluša, da se slavi, se pjeva njegovo sveto ime, da se ga služi. Servire Krishna vuol dire servire Hari, Guru e Vaishnava. Služiti Krishnu znači služiti Hari, Guru i Vaishnava. Questo vuol dire servizio devozionale. Ma entrate o chiudete la porta? Scusi, Gurudeva, ti stavo ascoltando. Ma perché si sente rumore? Va bene, ora arrivo. Vieni. Servizio vuol dire servizio di Krishna, Hari, Guru e Vaishnava. In proporzione che gli attaccamenti diminuiscono, in proporzione questo entusiasmo di servire Hari, Guru e Vaishnava incrementa. Znači, proporcionalno tome što materijalne vezanosti nestaju, znači, proporcionalno entuzijazam za služiti Hari, Guru i Vaishnava raste. E allora si crea un attaccamento, una determinazione a servire sempre, ascoltare, glorificare Signore. I onda dolazi do postojanosti. Stalno želimo služiti, slušati, pjevati slave Gospodina. E c'è un grande piacere in questo, di velika radost u tome. E allora è un attaccamento profondo a Krishna, la coscienza di Krishna che si risveglia nel cuore. E onda je duboka vezanost za Krishnu, za svjesnost Krishne se budi, u srcu se probudi. E allora si può gustare primi sintomi d'amore divino. I onda se mogu kušati prvi simptomi božanske ljubavi. E poi gradualmente non c'è limiti, gradualmente si sviluppa l'amore divino in diverse fasi molto profonde. Onda se postupno razvija božanska ljubav, razni stupnji ima jako duboko.
Questo è il sentiero che è tracciato, come liberarsi dagli attaccamenti di questo mondo. Ali ovdje proces zacrtan kako se osloboditi vezanosti ove svijete i kako razviti vezano za Krishnu e come sviluppare l'attaccamento a Krishna. Ma cosa stai andando qua e là? Perché non ti siedi e ascolti Krishna? Parliamo come dobbiamo essere concentrati. E qua e là, qua e su e giù. Non puoi seguire, non puoi avere il filo. Mezz'ora, che è difficile, c'è 24 ore al giorno di fare tutti i tipi di servizi. Se uno è qua, si siede e ascolta. Se puoi fare un servizio, allo stesso tempo va bene. Ma non andare, alzarsi su e giù. Non hai potuto seguire. Non hai potuto seguire. Cosa ti è servito? È importante di ascoltare. Se uno ascolta, puoi praticare anche. Ako netko sluša, može prakticirati onda. La vita spirituale comincia con Shravana. Život počinje sa slušanjem. Molto desiderosi di ascoltare. Vuol dire che siamo molto desiderosi di praticare anche correttamente. Znači da smo jako željni da prakticirati pravilno. Qualsiasi cosa facciamo dobbiamo fare bene. Što god da činimo, nastojimo učiniti dobro, pravilno. Non è che si chiede tutto il giorno di essere seduto, mezz'ora, 3/4 d'ora. Liberi dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, pienamente assorti in me e cercando rifugio in me, numerosi furono coloro che nel passato si purificarono imparando a conoscermi e tutti svilupparono così un amore trascendentale per la mia persona. Da isto stih. Oslobođeni vezanosti, straha i srdžbe, potpuno svjesni mene, uzimajući utočište u meni, mnogi su se u prošlosti pročistili znanjem o meni i tako dostigli transcendentalnu ljubav prema meni. Quando si parla di yoga, yoga senza concentrazione non esiste. Se voglio yoga per concentrarsi in un posto, non è yoga. Anche hatha yoga è necessaria concentrazione, anche nel hatha yoga è necessaria. Successo nella vita spirituale dipende dal nostro desiderio. Uspjeh u duhovnom životu ovisi o našoj želji, no la qualificazione che ci abbiamo adesso, ne o qualifikaciji koje imamo sada, sposobnosti, ma il desiderio che ci abbiamo, tutto parte da lì, sve od tud počinje. Uno può essere molto degradato, abitudini peccaminosi o altro, ma se per una ragione o l'altra c'è il desiderio nel cuore di purificarsi, di praticare la vita spirituale, riuscirà. Znači može biti degradiran, može biti puno griješnih navika, ali ako ima jaku želju da se pročisti, uspjeće. Perché Krishna farà in modo di ricevere l'istruzione
gli dà l'intelligenza di capirle e di poter praticare correttamente per ottenere successo. I Krishna će mu dati inteligenciju, odlučnost, priliku da sluša, da razumije i da može